Rieccoci, bentornati allo Scrigno del Calcio e oggi parliamo, come avrete letto dal video, della cavalcata europea incredibile dell'Alaves, il Deportivo Alaves. Questa è una storia che è passata un po' alla storia per diversi motivi, intanto perché è una piccola squadra, un piccolo club spagnolo che arrivò fino alla finale di Coppa UEFA, una Coppa UEFA che era ancora importante nella stagione 2000-2001, perché la finale è stata incredibile, forse la più rocambolesca nella storia della Coppa UEFA, e perché due di quei giocatori di quell'Alaves, il rumeno Cosmin Contra che faceva il terzino e il centravanti Javi Moreno, passarono poi proprio in quell'estate del 2001 al Milan e furono al centro un po' di vicende un po' intricate. Javi Moreno perché non riuscì a ripetere le belle stagioni fatte in Spagna e nonostante fosse stato pagato tanto si rivelò un flop in Italia. Contra perché al netto di buone prestazioni aveva un carattere molto, molto turbolento ed era spesso protagonista di risse e liti, tant'è che il Milan lo mandò via nell'estate del 2002 dopo una violentissima rissa, se non sbaglio, con Davids durante un amichevole. Non mi ricordo se era il trofeo Team o il trofeo Berlusconi, insomma litigarono ferocemente, si presero a spintoni e a schiaffi, e il Milan decise di venderlo proprio perché non si fidava più del carattere del rumeno. Io vi ho raccontato anche la storia del Milan di Terim, la potete andare a recuperare, ormai è datata qualche mese fa, ma noi torniamo indietro di un anno e parliamo dell'Alaves, che è guidato dall'allenatore abbastanza sconosciuto, José Manuel Esnal, sconosciuto insomma come grande nome, che conduce al sesto posto nella stagione 99-2000 l'Alaves, che è una squadra da cui nessuno si aspetta grandi risultati, così come nessuno si aspetta chissà cosa nella sua avventura europea, una Coppa UEFA che tra l'altro ha tante squadre importanti in quella circostanza. C'è ad esempio l'Inter, c'è la Roma, c'è il Liverpool, ci sono squadre che sembrano potersi giocare la Coppa. Tra l'altro ci sono anche le squadre che retrocedono dalla Coppa dei Campioni, quindi diciamo che nessuno pronostica l'Alaves come possibile protagonista di quella Coppa. E invece al di là del fatto che al primo turno superi i turchi del Gaziantepspor e quindi ottenga un risultato tutto sommato nella norma, agli ottavi di finale l'Alaves incontra l'Inter di Tardelli. All'andata in Spagna finisce 3-3, una partita rocambolesca che però mette l'Inter nelle condizioni di giocare per 2 risultati su 3 nella gara di ritorno a San Siro, ma l'Inter è in un momentaccio, in un momento anche di contestazione da parte del pubblico, risultati altalenanti, non è sicura neanche del quarto posto. Tra l'altro l'Inter arrivava da un'eliminazione incredibile ai preliminari di Coppa dei Campioni, quando c'era ancora Lippi, che poi si dimise dopo la prima giornata e dopo la sconfitta con la Regina. L'Inter perse contro l'Helsingborg, una squadra svedese modestissima che vinse 1-0 all'andata e riuscì a strappare lo 0-0 a San Siro al ritorno a fine agosto con rigore sbagliato da Recoba alla fine, quindi già parte male la stagione dell'Inter. In campionato è molto altalenante, il pubblico è inferocito. Non riuscirà ad arrivare neanche tra le prime 4 l'Inter 2000-2001, ma soprattutto la contestazione si fa ancora più rovente, ancora più feroce quando l'Inter perde 2-0 contro l'Alaves. In quell'Alaves, tra l'altro, oltre ai già citati Contra e Javi Moreno, che è il centravanti che segna tantissimo, segnerà 22 gol in quella stagione, c'è il figlio di Cruyff, c'è Jordi Cruyff, che non ha il talento del papà, ma riesce in quell'anno ad emergere come uno dei migliori giocatori della squadra. E poi c'è Ivan Tomic, che è un ex centrocampista della Roma, che arrivò a Roma nella stagione 98-99 assieme a Dejan Stankovic, che ovviamente andò alla Lazio. E mi ricordo che il Corriere dello Sport fece uscire 2 videocassette, una di Tomic e una di Stankovic,
e in cui più o meno i due venivano paragonati, venivano messi sullo stesso livello, e i tifosi della Lazio per molti anni presero in giro i tifosi della Roma ricordandogli la videocassetta di Tomic, che in realtà combinò poco o nulla nelle sue stagioni alla Roma, e invece l'Alaves riuscì a ritagliarsi un piccolo spiraglio di notorietà e fece gol proprio all'Inter. L'Alaves vinse 2-0 in casa dell'Inter, tra l'altro fatemelo dire con una maglia oscena rosa e blu a contrastare il nero-azzurro dell'Inter. L'Alaves aveva una maglia a quarti blu e bianca, un po' come quella che indosso io oggi, e l'Alaves arrivò ai quarti di finale, dove eliminò un po' a sorpresa, o meglio un po' a sorpresa fu la partita con i connazionali del Rayo Vallecano, che è la seconda squadra di Madrid, o la terza squadra di Madrid considerando l'Atletico Madrid, e si ritrovò in semifinale. In semifinale c'era di fronte il Kaiserslautern che aveva ancora un po' i fasti degli anni 90, dello scudetto vinto pochi anni prima, ma passò l'Alaves, che arrivò in finale contro il Liverpool, e si ritrovarono il 16 maggio del 2001 allo stadio di Dortmund, bellissimo, del Borussia Dortmund, il Liverpool e l'Alaves. Liverpool favoritissimo, nonostante non fosse il Liverpool di metà anni 2000, insomma quello che poi o quello dopo, ma era favoritissimo. Tra l'altro uno stadio praticamente tutto a favore del Liverpool. L'Alaves non poteva contare su una tifoseria numericamente eccezionale, e la partita fu incredibile. Credo che fosse la finale meno attesa, perché il Liverpool era favorito, e fu la finale che invece incollò i tifosi che la stavano guardando, perché ci furono capovolgimenti di fronte, risultati cambiati, si arrivò ai supplementari. Adesso io vi leggo il tabellino, perché è ovviamente impossibile da ricordare a memoria con i marcatori. Tra l'altro l'Alaves scende in campo con una maglia che ricorda molto il Boca Juniors, un completo blu con banda orizzontale gialla sul petto, forse a cercare un po' di ispirazione da una squadra che aveva vinto tante finali anche se in Sud America. Insomma, il Liverpool si porta sul 2-0 in maniera abbastanza semplice. Al quarto minuto segna Babel e al 16esimo segna Gerrard. Sembra chiusa la partita, e forse tanti che stavano guardando la partita in maniera un po' annoiata avranno detto vabbè, io forse anch'io avrò detto vabbè, ormai è finita. Al 27esimo Alonso porta il risultato sul 2-1, ma al 41esimo segna McAllister su calcio di rigore. Tra l'altro McAllister, giocatore del Liverpool, che è il papà non c'entra niente con il giocatore argentino di adesso, mi sto confondendo, era un giocatore che tirava i calci di rigore nel Liverpool. Poi che cosa succede? Che al 48esimo, all'inizio, quindi il primo tempo si chiude 3-1 per il Liverpool, al 48esimo e al 51esimo c'è la doppietta di Javi Moreno che riporta il risultato in parità, quindi il risultato sul 3-3, e già per una finale è incredibile. In più una squadra inferiore come l'Alaves riesce a rimontare una squadra maggiormente dotata come il Liverpool sul 3-3. Al 73esimo segna Fowler per il Liverpool 4-3, partita che sembra di nuovo sui binari del Liverpool, ma all'89esimo proprio Jordi Cruyff segna il gol del 4-4, quindi già una finale che vada sul 4-4 sembra assurda. Per le finali del Liverpool, diciamo che sono tutte strane in quell'epoca. Si va ai tempi supplementari, attenzione perché c'è il golden goal, quindi significa che se una delle due squadre segna, la partita è finita in qualsiasi momento. Nel momento in cui arriva il gol la partita è finita. Per fortuna l'hanno tolta in fretta questa orribile regola, che tra l'altro era nata perché avrebbe dovuto incentivare le squadre a cercare il gol, quindi a non arrivare ai rigori per vincere la partita, e invece finì per impaurire tutti. Mi ricordo delle partite con il golden goal in cui non c'erano tiri in porta, in cui le squadre sembravano degli scacchi,
erano ferme proprio per il terrore di subire il gol per un errore o per una prodezza di un avversario e andarsene a casa in quel momento. E al 117esimo, quindi a 3 minuti dai calci di rigore, calcio di punizione per il Liverpool dalla sinistra, e c'è l'autogol di Gailey, difensore dell'Alaves, che tra l'altro aveva disputato anche un'ottima stagione e un'ottima partita. Palla dentro, finisce così 5-4 per il Liverpool. Se uno legge Liverpool Alaves 5-4 pensa che magari sia finita ai calci di rigore, e invece è finita ai tempi supplementari. I giocatori dell'Alaves disperati, distesi a terra. Il Liverpool si porta a casa la Coppa UEFA e torna a vincere un trofeo internazionale dopo tantissimi anni. Ma quella cavalcata dell'Alaves viene probabilmente ricordata più della vittoria del Liverpool, proprio perché la squadra era più piccola, proprio perché è stato il primo e unico acuto importante di quell'Alaves, che fece, l'ho detto all'inizio, tanti soldi con le cessioni di Javi Moreno e Contra al Milan. Javi Moreno al Milan non riuscì a fare granché, era la riserva della coppia Shevchenko-Inzaghi, ma non riuscì veramente, sembrava un giocatore comunque molto goffo anche nei movimenti. Probabilmente non ebbe mai fiducia, non riuscì mai ad esprimersi, e la sua esperienza in Italia durò un solo anno. Quella all'Alaves fu invece straordinaria, perché in quella stagione lì segnò oltre 20 gol ed era effettivamente uno degli attaccanti più richiesti, più ricercati sul mercato. Infatti, se voi mi chiedete, è stato un flop Javi Moreno al Milan? Sì. È stato un errore acquistarlo? No, perché tornando indietro tutte le squadre che avevano bisogno di un attaccante avrebbero messo lui tra i primi 3 da acquistare in quell'estate del 2001. All'Alaves è andata così, e noi ricordiamo ancora oggi, dopo 25 anni, quella prodezza e quella vittoria sfiorata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che tanto è sempre gratis, seguite i social e il blog Il Popolo del Calcio, tanto è tutto nella descrizione del canale e nelle sigle di inizio e chiusura, e io torno domani. Ciao a tutti.